Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Revocato il finanziamento di 1,5 milioni di euro per i lavori di completamento del santuario di Paola. Il consigliere regionale Aieta parla di vicenda assurda e chiede l'intervento di Oliverio. Doveva servire al completamento e alla valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola il finanziamento da 1,5 milioni di euro assegnato e poi revocato dal MIBACT, che ha ravvisato discrepanze ed errori nei verbali di gara e incertezza nell'offerta economica presentata dalla ditta vincitrice dell'appalto. Il consigliere regionale Giuseppe Aieta ha presentato un'interrogazione al presidente della regione Oliverio e al presidente del consiglio regionale Irto per chiedere quali iniziative intendano intraprendere per indurre il Ministero dei Beni Culturali a tornare sui propri passi, sbloccando il finanziamento. Nel 2014 fu indetta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la direzione regionale, che oggi si chiama segretariato regionale, fu indetta una gara d'appalto per aggiudicare i lavori della progettazione esecutiva dei lavori sulla base del progetto definitivo per un intervento al santuario di Paola, per la valorizzazione di quel luogo. La somma era di circa 1,4 milioni. Questo appalto ha avuto un esito, diciamo così, complicato, tortuoso, travagliato, scandito anche dall'intervento della magistratura amministrativa, fin quando poi il segretariato generale non ha risolto la questione ed ha aggiudicato la gara definitiva. Per cui ci ritroviamo con il santuario con lavori parzialmente eseguiti. Io ho chiesto al Presidente della Giunta regionale di interessarsi di questa questione, anche perché veniamo fuori dal 6° centenario di San Francesco di Paola, che è stato un evento importante, tra l'altro con un impegno finanziario della Regione Calabria importante. Il santuario è meta di milioni di visitatori da tutto il mondo. Vogliamo sapere il perché è arrivata questa revoca e cosa si intende fare per riparare a questo danno che è pesantissimo per la Calabria, e non solo per la Calabria ma per il mondo intero. E noi abbiamo la necessità di dare a quel luogo l'attenzione che merita e che forse negli anni non è stata data abbastanza.